Molti ancora i punti da chiarire in quella che si sta profilando come una vera e propria aggressione. Tutto è accaduto alle 22, quando i tre fratelli albanesi si sono ritrovati al bar al Ponte. Due chiacchiere fino a quando da una macchina sono scesi due connazionali, anche loro fratelli. In un attimo è scoppiato il finimondo, davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei cittadini. Ma le indagini serrate dei carabinieri hanno cominciato a far luce su alcuni aspetti. Ai due arrivati in macchina si sono uniti forse altre tre persone. Insomma, il gruppo dei cinque si è scagliato contro i tre fratelli. Sono spuntate armi di ogni tipo, un forcone, una mazza, una piccozza e persino un cacciavite. Attimi interminabili. Nel mirino degli aggressori ci sarebbe stato uno dei fratelli, forse il più giovane. Poi il resto è quello già accertato dai militari. I fratelli feriti si sono allontanati con l'auto ed hanno travolto la macchina delle due anziane. Grazie alla collaborazione della polizia locale di Serravalle, i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per capire i tragitti degli aggressori e delle vittime, ma soprattutto per accertare da dove sono spuntate le altre tre persone che si sono unite ai due fratelli. Se fosse accertata l'aggressione, l'accusa per i due albanesi identificati sarebbero lesioni aggravate. All'appello mancano gli altri fuggiti dopo il pestaggio. Non solo, ma l'auto del padre dei tre fratelli feriti è stata danneggiata dal gruppetto prima della fuga. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Tutti lavorano nell'ambito edile, di aziende e di connazionali, con contratti periodici. Dopo la rissa di Fiera, con l'omicidio del 52enne kosovaro e questa aggressione, è intervenuto anche il capo della Procura di Treviso, Marco Martani. Certamente questi episodi, ha detto, si stanno infittendo, bisogna capire se c'è qualcosa che li collega tra loro o se è un clima sociale che si sta deteriorando.